Non la facciamo. Ma se non deve essere giusto. Guarda questo, Adesso no. Maria, adesso perché non possiamo dire che sia è cammina carbone però. Vieni, quantità di
grano che stava qua dentro era la stessa quantità di farina che stava qua dentro. Come veniva il funzionamento? Guardate, io girando questa leva praticamente diminuisce l'attrito tra le due pietre, si staccano, vengono liberate le pale che spinte dalla forza dell'acqua fanno girare la pietra di sopra contro quella di sotto che invece rimane ferma. Il grano veniva fatto scendere da questo bocchettone messo in questa posizione, scendeva in mezzo al buco, veniva macinato dalle due pietre che giravano tra loro e poi la farina usciva da qui ragazzi, dai lati della pietra e si raccoglieva tutta qua dentro. Ok? Allora, se io stringo questa leva, questo piano si solleva, quindi le due pietre si avvicinano, così ottenevano la farina fine. Se io invece allargo il piano si abbassa, le due pietre si allontanano, così si otteneva la farina grossa. Ok? La campanella come veniva utilizzata? Veniva messa così sopra il grano. Man mano che il grano scendeva anche la campanella scendeva, finché quando il grano terminava la campanella andava a sbattere sulla pietra che girava e avvisava il mugnaio che il grano era finito. Quindi il mugnaio veniva qui, scaricava dalla farina, ricaricava il grano e rimetteva in moto tutto il sistema. La madre di Paese ma non va vino che si chiama ma guarda, dove sei Gabriele? Io continuo a rispondere perché mi chiamo anch'io Gabriella. Sì, ho capito. E quindi andiamo bene. Dov'è Gabriele? Gabriele, fate vedere. Dove sei? Vieni qui. Dove sei? C'era la zia, la madrina. Gabriele! Poi sai Gabriele, Poi lo presentiamo. Allora, dove siamo? Tutti sai? siamo Mammoiala, Di Mammoiala, tutti sai. vicino al Gennargento. Sono autenticati. Vicino. Chi è che mi regala una maglietta? No, c'è stata una foto che ne abbiamo insieme. Dai, Dai, da me, per sé. No, rischiamo di voi. Dai. Vedi come fa Paratelo, vedi? Questi è sul bagno, mi dispiegate. No, ma dove sei sul bagno? Sul bagno lei.